questo di cui stiamo parlando oggi e quello che state vedendo oggi è una delle manifestazioni concrete di un'idea di cultura, di un progetto sulla cultura, di una come dire, percorso condiviso che parte da una concezione condivisa della cultura che sta cominciando a dare i suoi primi frutti concreti. Abbiamo negli scorsi anni sottolineato come per noi come amministrazione comunale, per me in particolare in virtù della delega che mi è stata affidata e ora riaffidata, sottolineato l'importanza della cultura non solo come uno strumento di elevazione degli individui e quindi delle comunità e delle collettività. Oggi entrare qua dentro, sentire questi suoni, assistere all'audizione, sapere che sta avvenendo questo è già un modo per percepire la bellezza nell'aria. Venire a vedere lo spettacolo, tornare a vedere altri spettacoli, come andare a visitare la mostra allestita, come andare in biblioteca, per la quale domenica faremo l'Open Day, è comunque un'immersione nella bellezza, è comunque un arricchimento personale ed è uno stimolo, un miglioramento anche etico dell'individuo, ma come la cultura sia anche un potente fattore di sviluppo economico. La cultura è lavoro, la cultura dà lavoro, la cultura porta prosperità nei territori dove riesce a esprimersi al meglio anche in questa sua caratteristica.